Sicuramente siamo sulla terra del ciclismo, la provincia di Treviso e tutto il Veneto penso sia lo sport regionale, forse anche più del calcio dove ci sono maggior tifosi, quindi che il Giro d'Italia abbia deciso di trascorrere, di passare per la nostra città sicuramente è orgoglio, è soddisfazione e penso che anche i coneglianesi, io ho visto l'immagine alla TV e ho visto un serpentone sia a destra che a sinistra lungo tutti i viali della città fino quasi a Susegana che erano praticamente pieni di gente, di gente che gioiva e era felice di questo passaggio, quindi non può essere che una cosa positiva, molto bella. Ho visto anche le immagini dall'elicottero della nostra città, quindi è anche una buona pubblicità per la nostra città. Tra l'altro le immagini sono state girate molto puntando sui siti molto importanti, il castello e Piazza Cima, un po' tutta la città e quindi siamo felici e speriamo che nel futuro possiamo essere ancora meta del passaggio oppure anche di un arrivo o di una partenza di qualche tappa al Giro d'Italia. Con le nuove normative in materia di sicurezza organizzare qualsiasi tipo di manifestazione diventa sempre più problematico e più oneroso. So che il nostro comandante e la polizia locale stessa è stata messa sotto stress perché logicamente è già 10 giorni che si organizza appunto il tutto in modo che tutto possa avvenire in sicurezza. Ci sono delle norme chiare da rispettare, è un impegno però visto il risultato, visto appunto quanta gente c'era, è un impegno che poi ha dato i suoi frutti e quindi siamo ben lieti di aver speso delle energie per avere un risultato di questo tipo. Direi che ha funzionato tutto bene, sono ormai tantissimi giorni che stiamo predisponendo il tutto e soprattutto grazie ai volontari perché naturalmente con le nostre forze soltanto non saremmo riusciti a coprire tutti gli incroci critici che ci sono per attraversare la città. Il disagio abbiamo cercato di ridurlo al minimo nonostante le ordinanze prevedessero la chiusura totale del percorso già dall'1, però insomma abbiamo creato dei punti di attraversamento dove erano zone meno problematiche e quindi la popolazione, oltre ad essere stata avvisata per tempo, e poi ha giocato tanto a nostro favore anche la chiusura delle scuole perché sappiamo che il traffico diminuisce di oltre il 50% quando le scuole sono chiuse, quindi tutto è andato bene e anche i disagi sono stati ridotti veramente al minimo.